La riqualificazione dell'ex Castelvecchio, un tempo primo insediamento di Mestre, cioè nata 1000 anni prima di Venezia nel 500 a.C. e ora conosciuto come l'area dell'ex ospedale Umberto I, al centro di una nuova idea di progetto del comitato Bene Comune. Di seguito il dialogo chiesto con l'amministrazione comunale e con la nuova proprietà che di nome fa Francesco Canella, patron della LI. Noi chiediamo che il Comune faccia il suo mestiere, dare le regole. Dare le regole vuol dire per esempio che è cambiato tutto rispetto agli accordi di Orsoni del 2004. Le cubature devono assolutamente essere diminuite, il Marzenego va tutelato e quindi noi abbiamo lì una fascia che va tutelata, ci sono reperti archeologici, il ponte del Castelvecchio, quella zona con i 3 padiglioni storici deve andare in carico così come è già stato scritto negli accordi al Comune. Quindi è l'atteso confronto di Mister Ali con la città tutta. Tra i chiarimenti chiesti anche quello sulla legge che limiterebbe la presenza di aree commerciali nei centri storici a 2500 metri quadrati. Lì ha 16.000 metri quadrati secondo ciò che era scritto nelle schede dell'asta. 16.000 è come l'Auchan prima dell'ampliamento, cioè è una quantità enorme. Pensiamo che tutte le barche di Coin sono 9.000. Ecco, noi diciamo attenzione, facciamo una cosa che è dentro un centro storico, noi siamo molto felici che dentro i centri storici si rivitalizzi il commercio, perché siamo contrari al fatto che bisogna andare in macchina negli ipermercati, va benissimo, però facciamolo con grano salis, con un po' di intelligenza, anche perché a 1000 metri di distanza hanno già autorizzato addirittura un iperlando. Ambientalisti che chiedono un'edilizia contenuta e sociale. Era già previsto in un progetto di massima che diventasse asilo. Con tutto questo problema dell'asilo a 1000 colori, ecco che lì c'è già la risoluzione del problema.